Il 24 e 25 dicembre il Veneto è stata la regione che ha vaccinato di più in Italia, mentre si registra un calo dei nuovi positivi nelle ultime ore, anche se in questi giorni l'attività di tracciamento è ridotta. Il governatore Zaia oggi esclude un allungamento delle vacanze scolastiche, ma a fine anno si farà un bilancio e si vedrà, ma solo dalla seconda media in su, quindi lancia un appello alle farmacie. So che dirò qualcosa che farà incazzare qualcuno, però faccio appello alle farmacie. Se mi tenesse aperto a domenica, solo l'area tamponi, adesso tireranno giù di tutto, io penso che potremmo dare ancora servizio a questo modo di approccio, no? Zaia non vuole dare previsioni sul passaggio all'arancio e anzi dice che il giro di boa sarà intorno al 10 gennaio. Intanto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie arriva uno dei primi studi approfonditi a livello internazionale sulla variante Omicron. È emerso che per febbraio potrebbe essere la variante predominante in Italia. Quanto ai test sierologici che misurano la quantità di anticorpi, con la nuova variante, secondo i ricercatori, questi sono test che non hanno più valore. Se questo era vero prima della Omicron, adesso per avere un'idea del livello di protezione purtroppo non ci sono test disponibili sierologici. Basarsi su una positività o una forte positività anticorpale anche con il migliore dei test sierologici in commercio adesso è completamente inutile. Intanto Zaia lancia l'appello per un comportamento più responsabile in questi giorni per evitare che i contagi schizzino in alto. Cercate di proteggervi con le mascherine. Io vedo ancora tanta gente in giro per le strade che non porta la mascherina. Mettete questa mascherina all'esterno che non è a morte sociale e che non la dovremo portare per tutta la vita, ma adesso dovete portarla sta mascherina. Mascherina va portata. E ancora Zaia, a cui si unisce Federica per il Friuli Venezia Giulia, pensa sia ragionevole riflettere sulla quarantena per il vaccinato che andrebbe rivista, in particolare per chi ha fatto anche la terza dose, mentre è in ripresa il numero di chi sta facendo la prima dose, risalito da 900 a più di 3.000 al giorno.